Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Nell'ambito del protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione sottoscritto a livello nazionale tra i Carabinieri e la Confederazione Italiana Piccola e Media Industria Privata, che prevede lo svolgimento di conferenze, convegni e seminari in materia di tutela del patrimonio informativo delle aziende, economia circolare e gestione dei rifiuti, analisi dei rischi e delle misure con la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata, nella sede di Confapi Friuli Venezia Giulia Udine si è tenuto il primo dei 3 incontri programmati rivolto agli imprenditori della regione associati a Confapi FVG. Dopo i saluti di benvenuto a introduzione da parte del presidente Massimo Paniccia, del prefetto di Udine Massimo Marchesiello e del comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Orazio Ianniello, i relatori hanno portato il loro contributo sul tema del convegno rischio di infiltrazioni mafiosi nelle aziende, per condividere con gli intervenuti gli strumenti conoscitivi necessari a prevenire e contrastare efficacemente il rischio che anche il nostro territorio possa essere aggredito e infiltrato dalle mafie. In particolare Davide David, socio dell'Associazione Organismi di Vigilanza 231, ha presentato il modello organizzativo 231. Enrico Sbriglia, presidente dell'Osservatorio regionale antimafia, ha approfondito i presupposti applicativi dell'amministrazione e controllo giudiziario delle aziende. Il tenente colonnello Mauro Bonometti, comandante del reparto operativo dell'Arma di Udine, ha illustrato l'impegno della stessa nell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni delittuosi, compreso quello mafioso.